Avendo fatto decadere il mio piano, ad oggi vale più 35%. Ma, ripeto, nel mio piano urbanistico era zona destinata a servizi, 2/3 verde e parcheggi pubblici e privati. Non ci sta l'ex sindaco Levaggi nell'essere tirato in ballo insieme al suo PUC in merito al progetto di edilizia residenziale presentato da Italgas nella zona di via Trieste a Chiavari. Se il piano urbanistico comunale elaborato dalla sua amministrazione nei 5 anni di mandato ormai non esiste più, quell'area comunque, ribadisce l'ex primo cittadino, era destinata a servizi. È scritto chiaramente nelle carte la zona della ex Tirrenia Gas, ex Italgas era ad area servizi, per i 2/3 destinata a verde o parcheggi. Attraverso un'eventuale variante, quindi si doveva andare a tornare in Consiglio Comunale e poi in Regione, si potevano edificare al massimo 1000 metri quadrati o in alternativa una scuola pubblica. Solo con il ritorno in vigore del PUC precedente, denuncia ancora Levaggi, quello approvato dall'allora giunta Agostino, e senza ulteriori atti da parte dell'attuale maggioranza che avrebbe potuto porre il vincolo sull'area, è tornato fattibile dunque il progetto presentato a suo tempo da Italgas come contropartita per la realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia. Progetto oggi realizzabile anche grazie al passaggio dalla classificazione della zona da rossa a gialla con studi presentati dalla stessa società. Come mai Italgas non ha mai presentato questi studi nei 5 anni della mia amministrazione? Non l'ha mai presentati perché negli incontri avuti in comune Italgas con me, l'architetto Peruggi, l'avvocato Paolo Boggiano, assessore urbanistica, ha sempre capito che noi lì volevamo servizi e non case. E allora forse non valeva la pena neanche incaricare professionisti per andare a cercare di declassificare l'area. Invece, dopo le varianti introdotte dalla Giunta di Capo, che permettevano edificabilità in quella zona, trasformandola da servizi in residenziale, Italgas, secondo le sue opportunità, ha fatto degli studi approfonditi e la Regione ha declassificato l'area.